Scatman's World. Ciao a tutti del comandone veneziano, qualifiche in Qatar ragazzi, inizio un po' complicato, 16esimi, ma va bene così, questa è la prima gara ragazzi, la moto non è schifosissima e niente raga, questo è il mondiale più importante, il mondiale MotoGP. Ragazzi, mercoledì esce anche la demo di MotoGP 13, non vedo l'ora, ho visto dei video su un canale tedesco, veramente sembra una figata colossale ragazzi, non vedo l'ora. Adesso raga però concentrazione, prima gara del mondiale MotoGP Qatar. Andiamo raga a dominare il mondo. Ok, vai! Vai con la moto della San Carlo, Gresini. Vai, dobbiamo onorare al meglio questo mondiale. Sarà durissimo nelle prime gare ma dobbiamo fare tanti punti per sviluppare la moto. Dai comandone, cerchiamo di dominare subito. Dopo le difficoltà con la moto della Chicco e la moto della Barbie, adesso voglio fare sicuramente un mondiale da Comendone, da protagonista. Ecco, speriamo di non finire noni. Dai Comendone, dai. Comendone è molto aggressivo, vuole dimostrare subito che può fare bene anche nella classe regina. Vai Comendone, vola. I primi sono duri, perché hanno tutti moto veramente veloci. Non sbagliare Comendone, che all'inizio è importante fare punti, vedi stagione scorsa. Non riesco proprio a avvicinarmi per il momento. Ai ai ai. Porca zoccola. Devo rischiare un po' di più se voglio portare a casa più punti irridati. Oh, ecco il Vale Rossi. Ecco il Vale Rossi. Il comandone sta cominciando benino questa prima gara. No! Mamma mia. Per poco vaneggio comendiano ragazzi. Mamma mia. Dai, 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 dai. In rettilineo sono una pippa obesa comunque, Quindi devo migliorare velocità massima inizialmente, velocità massima, accelerazione. Bella questa, dai, cerchiamo di rosicchiare altre posizioni. Vai Comendone, che puoi fare tutto. Può fare tutto il Comenda, bravo. Siamo a ridosso dei primi. Buona curva, mamma mia che tensione ragazzi, questa prima prova del mondiale di MotoGP. Mamma mia, vuole infilare Vale Rossi, mamma mia che sfida con il Vale. Che sfida con Vale Rossi. Occhio. Bravo, e supera anche Vale Rossi. Ottimo Comendone. Siamo sesti, sarebbe bello finire sesti la prima gara in MotoGP. Sono comunque punti importanti, le prime gare difficili senza uno sviluppo appropriato della moto. Buon Comendone, buono, con una moto comunque non di primo ordine, ce la stiamo giocando con i primi. Stiamo guidando proprio bene per il momento. Dai che c'è Edwards. Bravo. Come godo. E siamo quinti. Ma stiamo calmi, manca ancora un'eternità alla fine di questa gara. No. Mamma mia. Madonna del Signore, che tensione. Bravo Comandone, caduta per West intanto. Final lap per il veneziano. Occhio a Edwards. Il quinto posto è pesantissimo la prima gara, veramente pesante.
c'è il piccolo Dovizioso. Bella, questa l'ho presa proprio bene, dai. Mamma mia, qua ho rischiato di andare fuori con le MotoGP più dura perché sono più veloci, sono più cattive. Dai, comandone, dai. Dai, che siamo anche davanti a Vale Rossi. Siamo calmi che dopo il Saxering veramente ho il terrore, ragazzi. Mamma mia, che infilata veneziana del Rapone! E riesce a tenere la moto, incredibile! Cosa si è inventato il Cumendone? Cosa si è inventato il Cumendone? Dovizioso lo risupera perché la moto è più veloce, ma noi ci siamo, e anche di brutto. Mamma mia, che inizio di mondiale. Questo è il Cumendone che vogliamo. Sarebbe bello un po' della prima gara, ma non pretendiamo troppo. Siamo all'ultima curva. Mamma mia, cosa ho rischiato. Occhio, perché nel rettilineo finale può succedere di tutto. Attenzione, dai, vola, e Marco c'è! Il Cumendone c'è! Quarto posto alla prima gara, super Cumendone veneziano, debutto col botto. E che cazzo? Vince Casey Stoner vince, ma il Cumendone dimostra. Allora andiamo a prendere punti fino al 15°, ok. Bene. Perfetto, raga, inizio scoppiettante per il Cumendone veneziano. Siamo su una gara favorevole. Jerez la frontiera. Ragazzi, ottimo quarto posto. Vai che ci siamo. Il Cumendone è bello caldo. Vai, Jerez. Possiamo fare anche un podio qua, eh. Vai, questa è una gara favorevole al Cumendone. Vai, che chi ben comincia. No, ecco, ma evitiamo le cagate. Aggressivi, ma non troppo. Porca mignotta. Ma perché? Eccola là. Che stronzata che ho fatto. Madonna benedetta. Ce devo rimontare di brutto anche. Qualifica buttata via così. E vai. Tutorial su come buttare via una qualifica. Eccola qui. Porca miseria. Tutto da rifare per il Cumendone. La tensione della gara è così. Dai che c'è Nicolino Hayden. Occhio, mamma mia. Mamma, scintille tra Edwards e il Cumendone. Siamo terzi, gran calma. Gran calma adesso, ragazzi. Mamma mia. Madonnina benedetta. Ok, primo giro completato. Stiamo vedendo questa curva che è molto insidiosa. Occhio, mamma mia, anche questa non scherza. I primi due volano, però, i primi due volano. Però più punti facciamo meglio, poi quell'upgrade voglio proprio vedere, cazzo. Maledetto Casey. Vai Cumendone, vai Cumendone. Cerchiamo di rischiare il giusto. Bella, dai che stiamo avvicinando a Stoner.
Mamma mia che dura che c'è. Occhio, madonna de Dios. Bravo, come non c'è Danilone Pedroso, Dani Aletto. Il piccolo pedo. Cazzo, siamo secondi, madonna cosa ho rischiato. Mamma mia che gara. Mamma mia che duello in MotoGP. Penso con MotoGP 13. Siamo primi, ma gran calma adesso. Silenzio, adesso silenzio comandiano. Madonna. Beh, vincere la seconda gara, ciao. Tensione altissima a Jerez in Spagna. Cinque decimi di vantaggio, sono pochi. Vai comandone. Tensione elevatissima. Il campioncino italiano vuole vincere. Un secondo e 5 di vantaggio. Ultima curva per il comandone. Ultima curva per il comandone, ti prego non sbagliarla. E il comandone c'è alla prima gara stagionale. Il comandone vince subito. Il comandone vince subito. Grande comandone, grande, che vittoria pesante. In classifica voliamo al secondo posto a 7 punti da Casey. Calma raga, manca ancora un'eternità, ma un inizio scoppiettante. Sì ragazzi, prima pole all'Estoril, prima pole in MotoGP. Mamma mia, il comandone è in formissima adesso. Gran calma perché stiamo cominciando come non avrei mai pensato, veramente non lo so. Vai. Inizia Gran Premio dell'Estoril. Vai raga. Inizio strepitoso. Occhio. Maledetto Edward, è già la terza gara che mi rompe le balle, sto mignottone. E adesso inizia un duello incredibile. Scusate ragazzi, lag di merda, mi ha fatto perdere posizioni. Solito culo comendiano, porca Eva. Ah, mi ha fatto andare fuori, che palle. Ma che sfiga. Ma vaffanculo, adesso vado anche. No, pazzesco ragazzi. Cosa ha combinato il lag? Mi ha fatto andare fuori, mi ha fatto perdere posizioni, mi ha fatto innervosire e sono anche caduto. Come buttare via una gara? E vai, vaffanculo, fraps di merda. Ma dai, ero partivo dalla pole position, ma porca troia di merda, schifosa, ladra. Adesso devo fare una rimonta che ha dell'impossibile in MotoGP, vabbè, proviamoci. Era podio sicuro, era podio sicuro. Io sono il comandone può tutto. Sono un po' incazzoso però. Sono incazzato e incazzoso. Cosa ho buttato via per colpa di fraps della minchiona. Però la moto la sento
positiva comunque. Vai, superiamo Hopkins. Superiamo Anthony Hopkins, vai. Stoner è indietro, questa è una bella notizia, visto che Stoner è il primo in classifica. Come non in forma oggi, è già in ripresa, anche se è caduto. Buona questa chicane. Chicane comunque insidiosa. Voglio il podio però almeno, perché me lo merito, cazzo. Boom. Inizia l'ultimo giro all'Estoril, al maledetto Estoril. Qualcuno mi scrive, ma non posso in questo momento. Vai che siamo quinti. Se facevo il cappellone di Fraps forse vincevo. Non ci credo. Mamma mia che rischio comendiano. Niente, con Edwards è così. Madonna che sfida con Edwards. Dai, vai, la potenza della San Carlo Junior, le patatine. Siamo quarti. C'è Lorenzo, Rossi e forse primo, non mi pare, Pedrosone. Cerchiamo di risucchiare altri punti, cazzo. Bravo, mamma mia che infilata. Che infilata. Che infilata. E Rossi va fuori, ma anche il comendone, non ci credo. Non ci credo, anche il comendone fuori. Ma Rossi ha fatto un errore incredibile. Non ci credo, anche il comendone rischia di perdere il podio. Adesso è dura, devo rischiare tutto per tutta, ma una moto più lenta. Niente da fare. Quinto posto per il comendone. Ha buttato via punti incredibili. Che palle. Siamo quarti in classifica, però vicinissimi a 8 punti. Mamma mia che campionato, ma che palle. Potevamo fare meglio in sta gara però. Ok, ancora velocità massima. Quindi 50 non hai fatto un cazzo. Ok, Shanghai per brindare un incontro. Ragazzi, prime difficoltà nel diluvio di Shanghai. Ultima posizione, porca mignotta. Non possiamo perdere troppi punti, ragazzi. Gara complicata a Shanghai Circuit, Pramac Grand Prix of China. Vai! Diluvio cinese. La gara peggiore per avere il diluvio. Cerchiamo di portare a casa punti. Qua dobbiamo fare punti, ragazzi. Eccola là, guarda quanti punti. Cina purtroppo come l'altro anno in 2,50, pioggia e non faccio neanche un punto. Speriamo non ci sia pioggia nelle gare tipo Indianapolis, così che sono le mie gare. Che sfiga, però ecco la pioggia proprio mi reffo poco in MotoGP, Qua rischiamo di perdere tanti punti. Che due maroni sta pioggia. Gara subito in salita per... Mamma mia, quanto sto rischiando. Qua se avanti così non porto a casa neanche un punto, Bene. Iniziano le prime difficoltà per il comandone veneziano. La classe regina, sì, ciao, andiamo per campi e vai, che bello. Con la pioggia è proprio impossibile, Se mi capita nelle gare più importanti, tipo Indianapolis, Sachsenring, ce l'ho proprio in culo. Con la
pioggia proprio in MotoGP non riesco a fare una pippa. Ok. Cerchiamo un appoggio. Mamma mia, ancora rischio. Tanto cadute forse. Sì. Caduta per Vermaelen. Cerchiamo di rosicchiare qualche punto almeno. Che gara molto complicata. Il Comena ci prova lo stesso. Niente, per stare in pista devo frenare veramente tanto. Al primo rischio di andare fuori. Facciamo una gara tranquilla fino all'ultimo giro, poi tentiamo magari qualcosa. Che non mi sento sicuro, cazzo. No, mamma mia! Dei raponi comendiani! Ho già rischiato 20 volte, Non era 2 punti mondiali, poca roba. Anche possiamo ancora recuperare qualche posizione. No! Mamma mia, inchiodata. Anzi, non consiglio di giocare a MotoGP con la pioggia, Ok, quella curva là può dare un po' di soddisfazioni se mi appoggio un po'. Possiamo fare qualcosa, Dai, la sporchiamo un po', ma sinceramente non me ne frega niente. Anche questo è il comandone, guida al limite. Madonna, che dura che è Fioi. Niente, con la pioggia la moto proprio non esiste, Dai, ti diamo un ultimo giro da fenomeni. Troppe difficoltà a tenere la moto in pista da far. Devo sperare di non beccare tante volte la pioggia, se no so cazzi, Cerchiamo di portare a casa più punti possibile. Occhio, mamma mia, dei rapone ancora del veneziano. No, eccola là. Eccola là. Niente da fare, ragazzi, questa gara 0 punti. Ciao, vaffanculo. Niente, ho provato, ho rischiato, è andata male. Vaffanculo, va. Che due maroni. Va bene, comunque inizio positivo. Già una vittoria, podio, pole position. Siamo partiti abbastanza bene. Peccato non fare neanche un punto qua, quello sì, perché sono tanti punti persi, però pazienza, dai, con la pioggia proprio è durissima. Per me sta gara è buttata via. Finisce molto male per il comandone veneziano, molto male. Un bruttissimo 18° posto. Vabbè. Vince Stoner, vediamo la classifica.
Lasciamo quarti a 31 punti, insomma, però abbastanza vicini ancora, dai. Mondiale iniziato alla grandissima, ragazzi. Adesso speriamo di non beccare la pioggia nelle prossime gare, se no so cazzi. Prossima Le Mans, e Le Mans il tempo previsto è sole. Ok, raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!